Aleluia! Erga as tuas vozes comigo, vamos cantar todos juntos. Aleluia ao nosso Deus, vamos. Poderoso é o Senhor nosso Deus. Aleluia. Aleluia. Poderoso é o Senhor nosso Deus. Nossas vozes uma vez mais e cantemos bem forte. Aleluia, um Deus todo-poderoso. Vamos todos juntos comigo, vamos. Aleluia. Aleluia. Poderoso, poderoso é o Senhor nosso Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Poderoso é o Senhor nosso Deus. Bem forte cantemos, aleluia. L'onore e la gloria
Buongiorno a tutti, buongiorno, buongiorno popolo di Dio, gloria a Gesù, benedetto sia colui che viene in nome del Signore, alleluia, gloria a Gesù, innalzato sia il nome santo del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo, pace a tutti. Buongiorno, oggi venerdì il 10 febbraio 2023, stiamo finendo la settimana nella presenza del Signore come abbiamo iniziata, una benedizione poter essere qui con voi. Noi siamo la Shea Damit, Chiesa Evangelica Assemblea di Dio, Arca Missionaria in Italia. E io sono il missionario Victor Lopes e sono con voi stamattina adorando il nome santo di Gesù. Questo è il programma mattinale della Shea Damit, la preghiera del mattino che da lunedì al venerdì alle 8 siamo sempre con noi qua su questo canale. Allora, se tu non sei ancora iscritto su questo canale, non ci credo. Fa la tua iscrizione, lascia tuo mi piace e condivide. Ecco, non costa nulla, è gratis. Fa la tua iscrizione oggi, pigia sul campanello delle notifiche, attiva tutte le notifiche, lascia tuo mi piace su questo video e condividilo con altre persone. Questo programma di mattina, ogni mattina noi preghiamo, leggiamo la parola di Dio e stiamo insieme. È una benedizione. Se tu non conosci ancora il nostro progetto, ecco, il progetto sarà ora sul tuo schermo. È il progetto Non sei solo. Se tu non lo conosci, se tu non lo conosci ancora, conoscelo. Questo è il nostro progetto. Il progetto Non sei solo. E è questa la nostra campagna missionaria 2023, che è la costruzione
della base missionaria a Pomarance, Monte Cerboli. È un comune pisano che si trova nella Val di Cescina, e così abbiamo lì già i missionari, i nostri fratelli che sono lì a lavorare, a portare la parola di Dio agli altri, ma anche abbiamo questo progetto di costruire questa nuova base lì. Abbiamo già un terreno e in questo terreno sarà costruita la base missionaria della Shedamit a Monte Cerboli, Pomarance. Glória a Gesù, in nome di Gesù. Prega con me, non dimentica, così like, ok? E condividi. Abbiamo bisogno di dobbiamo arrivare a 1000 iscritti, siamo 714, mancano alcuni. Per favore, aiutateci. Preghiamo al Signore stamattina, presentiamo al Signore questo incontro mattinale, perché il Signore possa guidarci in tutto, e presentiamo i nostri fratelli. Amen? Pregate con me. Signore Gesù, in questo momento, Padre, vogliamo rivolgerci a Te, Tu che sei il Signore dei cieli, della terra, dei mari. Tu sei il Signore che governi in tutte le parti. Tu sei il Signore. Tu sei il Re dei Re e il Signore dei Signori. La tua potenza è incalcolabile, immisurabile, non è dimensionabile, perché la tua grazia è multiforme. Gesù, ti ringrazio per la vita di ognuno che è qui con noi, per la mia vita, per questo programma mattinale, che è un risveglio spirituale per la nostra vita, per la nostra famiglia. Grazie, Signore, perché possiamo avere questa opportunità. Grazie, Gesù, per questa ricca opportunità. Ti ringrazio anche, Signore, perché Tu sei buono, Tu sei potente, Tu sei fedele. Tu sei il Signore della nostra vita. Tu sei l'alfa e l'omega, il principio e la fine. Tu sei l'agnello di Dio che hai dato la tua vita per noi. Hai consegnato la tua vita per noi perché potessimo avere salvezza, perdono e vita eterna. Grazie, Gesù, perché sei Tu che hai cura di noi e sei l'unico mediatore fra Dio e gli uomini. Prima eravamo nelle tenebre, ma è venuta la luce, e la luce ci ha portato dalle tenebre e ha cambiato la nostra vita. Ognuno di noi abbiamo una storia di trasformazione. Come abbiamo studiato ieri sera, eravamo un granello di senape piccolino, indefesi, che chissà chi lo guardavi diceva: ma cosa sarà? Se una persona che non conosce l'albero e vedesse il granello diceva: ma che pianta è questa? Che si svilupperà di questo seme? Grazie, Signore, che Tu non ci hai guardato alla nostra condizione. Tu non hai considerato i nostri errori, ma Tu ci hai amato come eravamo. Il Tuo amore ci ha costretto, il Tuo amore ha trasformato la nostra vita. Alleluia. Tuo amore ha cambiato il nostro cuore di pietra in un cuore morbido, accessibile, pronto
a amare e a perdonare come tu ci hai amato e ci hai perdonato. Signore, perdona i nostri sbagli, come noi perdoniamo a chi ci offende. Non permette che cadiamo in tentazioni, ma liberaci dal male, Signore. Benedice il pane quotidiano, provvedi ancora per chi non ha, sostieni le vedove, gli orfani, i poveri, i necessitati, sia lo sostegno delle famiglie. In nome di Gesù, Padre. Che venga il tuo regno e che sia fatta la tua volontà così in terra come in cielo. Oh Gesù, rinforza la nostra fede al giorno del tuo ritorno, perché quando tu torni possa trovare ancora fede. Che possiamo vivere la dimensione dello spirituale, dello Spirito Santo, della tua grazia, che seguiamo sempre la via della preghiera, la via dell'amore, della speranza e della fede. Oh Gesù, ti prego, stendi le tue mani su quelli che sono ancora malati. Tu hai portato su di te tutte le nostre malattie. Quindi, Signore, in nome di Gesù, manda via questa infermità, questo virus. Manda via, Signore, questa batteria, questa infiammazione, questa febbre. Manda via questa influenza, questo raffreddore. Manda via, Signore, questa infiammazione, questo dolore. In nome di Gesù Cristo di Nazareth, alzati e cammina. In nome di Gesù Cristo, sia guarito. In nome di Gesù Cristo, sia guarito adesso. Padre, ti prego per le famiglie, per le coppie, che tu possa restaurare ogni famiglia, che tu possa trasformare ogni famiglia, Signore, che ogni famiglia possa avere, Signore, la tua presenza dentro la casa, dove c'è inimicizia, incomprensione, discordia, divisione, mancanza di rispetto, litigio. In nome di Gesù, Padre, stabilisce l'amore, la pace e la gioia nelle case, in nome di Gesù, Padre. Ti prego, Signore, per le basi missionarie della Sherdamit, a Firenze, a Pomarance, Pisa e a Verona, come anche nei posti dove non ci siamo ancora. Manda operai per la tua opera, Signore. Manda lavoratori, manda, Signore, lavoratori. Manda lavoratori perché il campo biondeggia per la mietitura, biondeggia per la raccolta. Signore, manda lavoratori per il campo. In nome di Gesù, Signore, rinforza quelli che sono, risvegliali. Risveglia, Gesù, i lavoratori. Risveglia quelli che dormono. Risveglia quelli che non hanno più voglia. Risveglia quello che sta triste. Manda via questa tristezza in nome di Gesù. Raduna un popolo, Signore, per servirti. Ti prego per questa classe di missione del progetto Il Vivaio, della scuola Il Vivaio. Benedice gli alunni, tutti che parteciperanno. Benedice, Signore, le famiglie. Benedice la loro scelta
e che tu possa guidarli in ogni cosa, Signore. Ti prego che il tuo nome sia glorificato. Ti prego, Gesù, che tu possa usare il professore di modo straordinario, con messaggi impattanti, edificandoli nella tua parola. In nome di Gesù, benedici i giovani della tua casa, gli operai. Signore, benedice, Padre, i missionari, il missionario Marco, il missionaria Denisa, missionaria Carminha, missionaria Ana Maria, missionaria Priscilla, mia moglie, anche a me. Benedice la missionaria Karin. In nome di Gesù, benedice, Signore, il consiglio direttivo, consultivo, fiscale della Chiesa, tutte le attività di quest'anno, il programma di quest'anno, Signore, benedice. Ti prego, Padre, in nome di Gesù, in nome di Gesù, sia con noi. Benedice tutte le chiese, tutti i pastori, quelli che sono in Italia, Signore, benedice, rinforzali perché possano continuare avanti. In nome di Gesù, Padre, in nome di Gesù. Amen. Gloria a Dio. Signore è buono, una fortezza nel giorno dell'angoscia e conosce chi lo teme. La nostra lettura di oggi si trova in Esodo, capitolo 28, 29, 30 e 31, dopo Filippesi 2. Siete pronti per leggere la parola? Leggiamo la parola. Capitolo 28 di Esodo. Tu farai accostare a te tra i figli di Israele tuo fratello Aarone e i suoi figli con lui perché siano sacerdoti. Aarone, Nadab, Abiù, Eleazar e Itamar, figli di Aarone. A tuo fratello Aarone farai dei paramenti sacri, in segno di dignità e di gloria. Parlerai a tutti gli uomini sapienti che io ho riempito di spirito di sapienza, ed essi faranno i paramenti di Aarone, perché sia consacrato e mi serva come sacerdote. Questi sono i paramenti che faranno: un pettorale, un efod, un manto, una tunica lavorata a maglia, un turbante e una cintura. Faranno dunque dei paramenti sacri per Aarone, tuo fratello, e per i suoi figli perché mi servano come sacerdoti. Si serviranno d'oro, di filo violaceo, porporino, scarlatto e di lino fino. Faranno l'efodi d'oro, di filo violaceo, porporino, scarlatto e di lino fino ritorto, lavorato artisticamente. Esso avrà alle due estremità 2 spalline che si uniranno per fissarlo. La cintura che è sull'efod e lo avvolge sarà del medesimo lavoro dell'efod. Tutto d'un pezzo con esso sarà d'oro, di filo color violaceo, porporino, scarlatto e di lino fino ritorto. Prenderai 2 pietre d'onice e vi inciderai sopra i nomi dei figli di Israele. 6 nomi sopra una pietra, gli altri 6 nomi sopra la seconda pietra, in ordine di nascita. Inciderai su queste 2 pietre i nomi dei figli di Israele, come fa un'incisione quando incide un sigillo. Le farai incastonare in montature d'oro. Metterai le 2 pietre sulle spalline dell'efod.
Quelle pietre saranno un memoriale per i figli di Israele, e Aarone porterà i loro nomi davanti al Signore sulle sue due spalle come memoriale, e farai delle montature d'oro e 2 catenelle d'oro puro che intreccerai come un cordone, e metterai nelle montature le catenelle così intrecciate. Farai pure il pettorale del giudizio artisticamente lavorato. Lo farai come il lavoro dell'efod, d'oro, di filo violaceo, porporino, scarlatto e di lino fino ritorto. Sarà quadrato e doppio. Avrà una spanna di lunghezza e una spanna di larghezza. Vi incastonerai una serie di pietre, 4 file di pietre. Nella prima fila ci sarà un sardegno, un topazio e uno smeraldo. Nella seconda fila un rubino, uno zaffiro e un calcedonio. Nella terza fila un opale, un'agata e un'ametista. Nella quarta fila un crisolito, un onisce e un diaspro. Queste pietre saranno incastonate nelle loro montature d'oro. Le pietre corrisponderanno ai nomi dei figli di Israele. Saranno 12, secondo i loro nomi. Saranno incisi come dei sigilli, ciascuna con il nome di una delle tribù di Israele. Sul pettorale farai anche delle catenelle d'oro puro, intrecciate come cordoni. Poi farai 2 anelli d'oro e li metterai alle 2 estremità del pettorale. Fisserai i 2 cordoni d'oro ai 2 anelli all'estremità del pettorale. Attaccherai gli altri 2 capi dei cordoni alle 2 montature e li metterai sulle spalline dell'efod, su davanti. Farai 2 anelli d'oro e li metterai alle altre 2 estremità del pettorale, sull'orlo interiore volto verso l'efod. Farai 2 altri anelli d'oro e li metterai alle 2 spalline dell'efod in basso, sul davanti vicino al punto dove avviene la giuntura, al di sopra della cintura artistica dell'efod. Si fisserà il pettorale mediante i suoi anelli agli anelli dell'efodi con cordone violaceo, affinché il pettorale sia al di sopra della cintura artistica dell'efod e non si possa staccare dall'efod. Così Aarone, quando entrerà nel santuario, porterà i nomi dei figli di Israele nel pettorale del giudizio suo cuore, per conservarne sempre di ricordo davanti al Signore. Metterai sul pettorale del giudizio l'Urim e il Tumim. Essi staranno sul cuore di Aarone quando egli si presenterà davanti al Signore. Così Aarone porterà sempre il giudizio dei figli di Israele sul suo cuore davanti al Signore. Farai anche il manto dell'efod, tutto di color violaceo. Esso avrà in mezzo un'apertura per passarvi il capo. L'apertura avrà intorno un orlo tessuto, come l'apertura di una corazza, perché non si strappi. All'orlo inferiore del manto, tutto intorno, farai delle melagrane di colore violaceo, porporino e scarlatto. In mezzo a esse, tutti intorno, porrai dei sonagli d'oro, un sonaglio d'oro e una melagrana, un sonaglio d'oro e una melagrana. Sull'orlo del manto, tutto intorno. Aarone se lo metterà per fare il servizio, quando egli entrerà nel luogo santo davanti al Signore, e quando ne uscirà, si udrà il suono, ed egli non morirà.
Farai anche una piastra d'oro puro, e su essa inciderai come si incide sopra un sigillo, santo al Signore. La fisserai con un nastro violáceo sul turbante e starà sulla sua parte anteriore. Starà sulla fronte di Aarone, e Aarone porterà le colpe commesse dai figli di Israele nelle cose sante che consacreranno, in ogni genere di sante offerte. Essa starà sempre sulla sua fronte, per renderli graditi alla presenza del Signore. Farai pure la tunica di lino fino, lavorata a maglia. Farai un turbante di lino fino e una cintura ricamata. Per i figli di Aarone farai delle tuniche, farai delle cinture, farai delle mitre, in segno di dignità e come ornamento. Ne vestirai tuo fratello Aarone e i suoi figli con lui. Li ungerai, li consacrerai e li santificherai perché mi servano come sacerdoti. Farai loro anche delle mutande di lino per coprire la loro nudità. Esse andranno dai fianchi alle cosce. Aarone e i suoi figli le porteranno quando entreranno nella tenda di convegno o quando si avvicineranno all'altare per fare il servizio nel luogo santo, perché non si rendano colpevoli e non muoiano. Questa è una regola perenne per lui e per la sua discendenza dopo di lui. Capitolo 29. Questo è quello che farai per consacrarli a me come sacerdoti. Prendi un toro e 2 montoni senza difetto, dei pani asimi, delle focacce senza lievito, impastate con olio, e delle gallette senza lievito unte d'olio. Farai tutte queste cose di fior di farina di grano. Le metterai in un paniere e le offrirai nel paniere insieme al toro e ai 2 montoni. Farai avvicinare Aarone e i suoi figli all'ingresso della tenda di convegno e li laverai con acqua. Poi prenderai i parametri e vestirai Aarone della tunica, del manto dell'efod e del pettorale, e lo cingerai della cintura artistica dell'efod. Gli porrai in capo il turbante e metterai sul turbante il santo diadema. Poi prenderai l'olio dell'unzione, glielo spanderai sul capo e lo ungerai. Farai quindi avvicinare i suoi figli e li vestirai delle tuniche. Cingerai Aarone e i suoi figli con delle cinture e assicurerai sul loro capo delle mitre. E il sacerdozio apparterà loro per legge perenne. Così consacrerai Aarone e i suoi figli. Poi farai avvicinare loro davanti alla tenda di convegno. Aarone e i suoi figli poseranno le mani sul capo del toro. Sgozzerai il toro davanti al Signore, all'ingresso della tenda di convegno. Prenderai del sangue del toro e ne metterai col dito sui corni dell'altare e spargerai tutto il sangue ai piedi dell'altare. Prenderai pure tutto il grasso che copre le interiora, la rete che è sopra il fegato e i due rognoni e il grasso che c'è sopra, e farai fumare tutto sull'altare. Ma la carne del toro, la sua pelle e i suoi escrementi li brucerai con il fuoco fuori dell'accampamento. È un sacrificio di espiazione. Poi prenderai uno dei montoni. Aarone e i suoi figli poseranno le mani sul capo del montone. Sgozzerai il montone, ne prenderai il sangue e lo spargerai sull'altare, tutto intorno. Poi farai a pezzi il montone, laverai le sue interiora e le sue zampe e le metterai sui pezzi e sulla sua testa. Farai fumare tutto il montone sull'altare. È
è un olocausto al Signore, è un sacrificio di profumo soave fatto mediante il fuoco al Signore. Poi prenderai l'altro montone e Aarone e i suoi figli poseranno le mani sul capo del montone. Sgoserai il montone, prenderai del suo sangue e lo metterai sull'estremità dell'orecchio destro di Aarone e sull'estremità dell'orecchio destro dei suoi figli, su pollici della loro mano destra e sulla luce del loro piede destro. E spargerai il sangue sull'altare tutto intorno. Prenderai del sangue che è sull'altare, dell'olio dell'unzione, e ne spruzzerai su Aarone e sui suoi paramenti, sui suoi figli e sui paramenti dei suoi figli con lui. Così saranno consacrati lui e i suoi paramenti, e insieme a lui i suoi figli e i loro paramenti. Prenderai pure il grasso del montone, la coda e il grasso che copre le interiora, la rete del fegato, i due rognoni, il grasso che vi è sopra e la coscia destra, perché è un montone di consacrazione. Prenderai anche un pane, una focaccia all'olio e una galletta dal paniere degli asini che è davanti al Signore. Porrai tutte queste cose sulle palme delle mani di Aarone e sulle palme delle mani dei suoi figli e le agiterai come offerta agitata davanti al Signore. Poi le prenderai dalle loro mani e le brucerai sull'altare sopra l'olocausto come un profumo soave davanti al Signore. È un sacrificio fatto mediante il fuoco al Signore. Prenderai il petto del montone che sarà servito alla consacrazione di Aarone e lo agiterai come offerta agitata davanti al Signore. Questa sarà la sua parte. Consacrerai di ciò che spetta ad Aarone e ai suoi figli il petto dell'offerta agitata e la coscia dell'offerta elevata. Vale a dire, ciò che del montone della consacrazione sarà stato agitato ed elevato. Esso apparterà a Aarone e ai suoi figli come legge perenne per i figli di Israele, poiché è un'offerta fatta per elevazione. Sarà un'offerta fatta per elevazione dai figli di Israele nei loro sacrifici di riconoscenza. La loro offerta per elevazione sarà per il Signore. I paramenti sacri di Aarone saranno dopo di lui per i suoi figli, che li indosseranno all'atto della loro unzione e della loro consacrazione. Quello dei suoi figli che gli succederà nel sacerdozio li indosserà per 7 giorni, quando entrerà nella tenda di convegno per fare il servizio nel luogo santo. Poi prenderà il montone della consacrazione e ne farai cuocere la carne in luogo santo. Aarone e i suoi figli mangeranno all'ingresso della tenda di convegno la carne del montone e il pane che sarà nel paniere. Mangeranno queste cose con lui. È stata fatta l'espiazione per consacrarli e santificarli, ma nessun estraneo ne mangerà, perché sono cose sante. E se avanzerà carne della consacrazione o pane fino alla mattina dopo, brucerai quel resto con il fuoco, non lo si mangerà perché è cosa santa. Eseguirai dunque riguardo a Aarone e ai suoi figli tutto quello che ti ho ordinato. Li consacrerai in 7 giorni. Ogni giorno offrirai un toro come sacrificio di espiazione per fare l'espiazione. Purificherai l'altare mediante questa tua espiazione e lo ungerai per consacrarlo. Per 7 giorni farai l'espiazione dell'altare e lo santificherai, e l'altare sarà santissimo. Tutto ciò che toccherà all'altare sarà santo. Or questo è ciò che offrirai sull'altare:
2 agnelli di un anno ogni giorno, sempre. Uno degli agnelli lo offrirai la mattina e l'altro lo offrirai sull'imbrunire. Con il primo agnello offrirai la 10ª parte di un efa di fior di farina impastata con la 4ª parte di un hin di olio vergine e una libazione di un 1/4 di hin di vino. Il secondo agnello lo offrirai sull'imbrunire. Lo accompagnerai con la stessa oblazione e con la stessa libazione della mattina. È un sacrificio di profumo suave offerto mediante il fuoco al Signore. Sarà l'olocausto quotidiano offerto dai vostri discendenti all'ingresso della tenda di convegno davanti al Signore, dove io vi incontrerò per parlare con te. Lì troverò con i figli di Israele e la tenda sarà santificata dalla mia gloria. Santificherò la tenda di convegno e l'altare. Anche Aarone e i suoi figli santificherò, perché mi servano come sacerdoti. Abiterò in mezzo ai figli di Israele e sarò il loro Dio. Essi conosceranno che io sono il Signore, il loro Dio. Li ho fatti uscire dal paese d'Egitto per abitare in mezzo a loro. Io sono il Signore, il loro Dio. Capitolo 30 ancora. Farai pure un altare per bruciarvi sopra il profumo. Lo farai in legno d'acaccia. La sua lunghezza sarà di 1 cubito, la sua larghezza di 1 cubito, sarà quadrato e avrà un'altezza di 2 cubiti. I suoi corni saranno tutti d'un pezzo con esso. Rivestirai d'oro puro il di sopra e i suoi lati tutti intorno, i suoi corni. Gli farai una ghirlanda d'oro intorno. Gli farai 2 anelli d'oro sotto la ghirlanda, ai suoi 2 lati. Li metterai ai suoi 2 lati per passarvi le stanghe che serviranno a portarlo. Farai le stanghe di legno d'acaccia e le rivestirai d'oro. Collocherai l'altare davanti al velo che è davanti all'arca della testimonianza, di fronte al propiziatorio che è sopra la testimonianza, dove io mi incontrerò con te. Aarone vi brucerà sopra dell'incenso aromatico. Lo brucerà ogni mattina, quando riordinerà le lampade. Quando Aarone accenderà le lampade sull'imbrunire, lo farà bruciare. Sarà il profumo quotidiano davanti al Signore, di generazione in generazione. Non offrirete su di esso incenso profano, né olocausto, né oblazione, e non vi farete libazione. Una volta all'anno Aarone farà l'espiazione sui corni di esso. Con il sangue del sacrificio di espiazione per il peccato vi sarà sopra l'espiazione una volta all'anno, di generazione in generazione. Sarà cosa santissima, sacra al Signore. Il Signore parlò ancora a Mosè e disse: quando farai il conto dei figli di Israele, facendo il censimento, ognuno di essi darà al Signore il riscatto della propria vita. Quando saranno contati, perché non siano colpiti da qualche piaga, quando ne farai il censimento, daranno questo. Chiunque sarà compreso nel censimento darà mezzo siclo, secondo il siclo del santuario, che è di 20 gheri. Mezzo siclo sarà l'offerta da fare al Signore. Ogni persona che sarà compresa nel censimento, dai 20 anni in su, darà questa offerta al Signore. Il ricco non darà di più, né il povero darà meno di mezzo siclo. Quando si darà l'offerta al Signore per il riscatto delle vostre vite, prenderai dunque dai figli di Israele questo denaro del riscatto
e lo adopererai per il servizio della tenda di convegno. Sarà per i figli di Israele un memoriale davanti al Signore per fare il riscatto delle vostre vite. Il Signore parlò ancora a Mosè dicendo: farai pure una conca di bronzo con la sua base di bronzo per le abluzioni. La porrai tra la tenda di convegno e l'altare e la riempirai d'acqua. Aarone e i suoi figli vi si laveranno le mani e i piedi. Quando entreranno nella tenda di convegno, si laveranno con acqua, perché non muoiono. Anche quando si avvicineranno all'altare per fare servizio, per far fumare un'offerta fatta al Signore mediante il fuoco, si laveranno le mani e i piedi, così non moriranno. Questa sarà una norma perenne per loro, per Aarone e per la sua discendenza, di generazione in generazione. Il Signore parlò ancora a Mosè dicendo: prenditi anche i migliori aromi di mirra vergine, 500 sicli di cinnamomo aromatico, la metà, cioè 250 sicli di canna aromatica pure 250, di cassia 500 secondo il ciclo del santuario, e un hin di olio d'oliva. Ne farai un olio per l'unzione sacra, un profumo composto secondo l'arte del profumiere. Sarà l'olio per l'unzione sacra. Con esso ungerai la tenda di convegno, l'arca della testimonianza, la tavola e tutti i suoi utensili, il candelabro e i suoi utensili, l'altare dei profumi, l'altare degli olocausti e tutti i suoi utensili, la conca e la sua base. Consacrerai così queste cose ed essi saranno santissimi. Tutto quello che le toccherà sarà santo. Ungerai Aarone e i suoi figli, li consacrerai perché mi servano come sacerdoti. Parlerai ai figli di Israele dicendo: questo sarà il mio olio di consacrazione per tutte le generazioni future. Nessuno dovrà adoperarlo per il suo corpo, non ne farete neppure un altro uguale, nella stessa composizione. Esso è cosa santa e sarà per voi cosa santa. Chiunque ne produrrà uno uguale o chiunque ne metterà sopra un estraneo sarà eliminato dal suo popolo. Il Signore disse ancora a Mosè: prenditi degli aromi, della resina, della conchiglia profumata, del galbano, degli aromi con incenso puro in dosi uguali. Ne farai un profumo composto secondo l'arte del profumiere, salato, puro, santo. Ne ridurrai una parte in minutissima polvere e ne porrai davanti alla testimonianza nella tenda di convegno, dove io mi incontrerò con te. Esso sarà per voi cosa santissima. Del profumo che farai non ne farete altro della stessa composizione per uso vostro. Sarà per te cosa santa, consacrata al Signore. Chiunque ne farà di uguale per adorarlo sarà eliminato dal suo popolo. Capitolo 31. Il Signore parlò ancora a Mosè dicendo: vedi, io ho chiamato per nome Bezaleel, figlio di Uri, figlio di Cur, della tribù di Giuda. L'ho riempito dello Spirito di Dio per dargli sapienza, intelligenza e conoscenza per ogni sorta di lavori, per concepire opere d'arte, per lavorare l'oro, l'argento e il bronzo, per incidere pietre da incastonare,
per scolpire il legno, per eseguire ogni sorta di lavori. Ed ecco, gli ho dato per aiutante Oholiab, figlio di Ahisamach, della tribù di Dan. Ho messo sapienza nella mente di tutti gli uomini abili, perché possano fare tutto quello che ti ho ordinato. La tenda di convegno, l'arca per la testimonianza, il propiziatorio che dovrà esservi sopra, tutti gli arredi della tenda, la tavola e i suoi utensili, il candelabro d'oro puro, tutti i suoi utensili, l'altare dell'incenso, l'altare degli olocausti e tutti i suoi utensili, la conca e la sua base, i paramenti per le cerimonie, i paramenti sacri per i sacerdoti Aarone e i paramenti dei suoi figli per esercitare il sacerdozio, l'olio dell'unzione e l'incenso aromatico per il luogo santo. Faranno tutto conformemente a quello che ho ordinato. Il Signore parlò ancora a Mosè e disse: quanto a te, parla ai figli di Israele e di loro: badate bene di osservare i miei sabati, perché il sabato è un segno tra me e voi per tutte le vostre generazioni, affinché conosciate che io sono il Signore che vi santifica. Osserverete dunque il sabato, perché è un giorno santo per voi. Chiunque lo profanerà sarà messo a morte. Chiunque farà in esso qualche lavoro sarà eliminato dal suo popolo. Si lavorerà 6 giorni, ma il 7° giorno è un sabato di solenne riposo, sacro al Signore. Chiunque farà qualche lavoro nel giorno del sabato dovrà essere messo a morte. I figli di Israele quindi dovranno osservare il sabato, lo celebreranno di generazione in generazione come un patto perenne. Esso è un segno perenne tra me e i figli di Israele, poiché in 6 giorni il Signore fece i cieli e la terra, e il 7° giorno cessò di lavorare e si riposò. Quando il Signore ebbe finito di parlare con Mosè su Monte Sinai, gli diede le 2 tavole delle testimonianze, tavole di pietra scritte con il dito di Dio. Amen. Leggiamo ancora Filippesi capitolo 2. Gloria a Gesù. Capitolo 2 ai Filippesi. Se dunque v'è qualche consolazione in Cristo, se vi è qualche conforto d'amore, se vi è qualche comunione di spirito, se vi è qualche tenerezza di affetto e qualche compassione, rendete perfetta la mia gioia, avendo un medesimo pensare, un medesimo amore, essendo di un animo solo e di un unico sentimento. Non fate nulla per spirito di parte o per vanagloria, ma ciascuno con umiltà stimi gli altri superiori a se stesso, cercando ciascuno con il proprio interesse, ma anche quello degli altri. Abbiate in voi lo stesso sentimento che è stato anche in Cristo Gesù, il quale, pur essendo in forma di Dio, non considerò l'essere uguale a Dio qualcosa a cui aggrapparsi gelosamente, ma svuotò se stesso, prendendo forma di servo, divenendo simile agli uomini, trovato esteriormente come un uomo, umiliò se stesso, facendosi ubbidiente fino alla morte, e alla morte di croce. Perciò Dio lo ha sovranamente innalzato e gli ha dato il nome che è al di sopra di ogni nome, affinché nel nome di Gesù si pieghi ogni ginocchio nei cieli, sulla terra e sottoterra, e ogni lingua confessi che Gesù Cristo è il Signore, alla gloria di Dio Padre. Così, miei cari,
voi che foste sempre ubbidienti, non solo come quando ero presenti, ma molto più adesso che sono assente. Adoperatevi al compimento della vostra salvezza con timore e tremore. Infatti è Dio che produce in voi il volere e l'agire, secondo il suo disegno benevolo. Fate ogni cosa senza mormori e senza dispute, perché siate irreprensibili e integri, figli di Dio senza biasimo, in mezzo a una generazione storta e perversa, nella quale risplendete come astri nel mondo, tenendo alta la parola di vita, in modo che nel giorno di Cristo io possa vantarmi di non aver corso invano, né invano faticato. Ma se anche vengo offerto in libazione sul sacrificio e sul servizio della vostra fede, ne gioisco e me ne rallegrerò e me ne rallegro con tutti voi. E nello stesso modo gioitene anche voi e rallegratevene con me. Ora spero nel Signore Gesù di mandarvi presto Timoteo, per essere io pure incoraggiato nel ricevere vostre notizie. Infatti non ho nessuno di animo pari al suo che abbia sinceramente a cuore quel che vi conoscerne, poiché tutti cercano i loro propri interessi e non quelli di Cristo Gesù. Voi sapete che Egli ha dato buona prova di sé, perché ha servito con me la causa del Vangelo, come un figlio con il proprio padre. Spero dunque di mandarvelo appena avrò visto come andrà a finire la mia situazione, ma ho fiducia nel Signore di poter venire presto anch'io. Però ho ritenuto necessario mandarvi Epafrodito, mio fratello, mio compagno di lavoro e di lotta, inviatomi da voi per provvedere alle mie necessità. Egli aveva un gran desiderio di vedervi tutti ed era preoccupato perché avevate saputo della sua malattia. È stato ammalato, infatti, e ben vicino alla morte, ma Dio ha avuto pietà di lui, e non soltanto di lui, ma anche di me, perché io non avessi dolore su dolore. Perciò ve l'ho mandato con gran premura, affinché vedendolo di nuovo vi rallegrate, e anch'io sia meno afflitto. Accoglietelo dunque nel Signore con ogni gioia, e abbiate stima di uomini simili, perché è per l'opera di Cristo che egli è stato molto vicino alla morte, avendo rischiato la propria vita per supplire ai servizi che non potevate rendermi voi stessi. Amen. Gloria a Dio. 4 capitoli di Esodo che parla delle ordini di Dio, che il Signore ha dato queste ordini di costruire gli utensili, l'altare, i paramenti e l'unzione. A volte noi pensiamo che le cose di Dio sia fatta di qualsiasi modo, invece no. Ma Paolo ha scritto agli Efesini dicendo che il proprio Dio capacita, il proprio Dio dice come si fa e dà a noi, come ha dato a Oliabi, ha dato a Bezaleel la capacità, però non è solo la capacità, perché la capacità il mondo ce l'ha, le persone nel mondo ce l'hanno la capacità, ma la Bibbia dice nel versetto 3 del capitolo 31 una cosa che mi tira l'attenzione: l'ho riempito dello Spirito di Dio per dargli sapienza, intelligenza e conoscenza per ogni sorta di lavori, per concepire opere arte,
per lavorare d'oro, d'argento e il bronzo, per incidere pietre da incastonare, per scolpire il legno, per eseguire ogni sorta di lavoro, ossia l'ho riempito dello Spirito di Dio. E è tramite lo Spirito di Dio che riceviamo questa capacità straordinaria di svolgere la sua opera. Tante volte noi diciamo: io non posso, io non riesco, io non so fare. E veramente noi, da noi stessi, non facciamo, perché, un esempio, la Chiesa non è una ditta che un gestore che gestisce una banca o un gestore che gestisce una fabbrica riesce a gestire. È diverso, perché lì si tratta di cose spirituali e cose spirituali non possono essere adoperate per gente carnali. C'è tutto un processo e a volte noi non vogliamo passare il processo, non vogliamo seguire i dettagli. Dio ha dato i dettagli perché la sua presenza fosse in mezzo a loro. E quante volte noi non seguiamo i dettagli, non cerchiamo di fare come il Signore vuole e come il Signore ci ha detto, e ci lamentiamo e diciamo: io non sento la voglia, io non ho voglia, io sono disanimato, io sono così, io sono cosà, io non ho forza. Ma perché noi non seguiamo come dovevamo seguire? Ma se noi seguissimo come dovevamo seguire, certamente la gloria di Dio era in mezzo a noi. Quindi è Dio che dà, è Dio che insegna, è Dio che capacita, è Dio che ci fa avere l'unzione. Interessante è che Dio dice sempre: il Signore parlò ancora a Mosè dicendo. Il Signore parlò a Mosè dicendo. Non vediamo Dio dicendo: il Signore parlò a Arone. Fino lì no. Il Signore parlò a Mosè. Perché Dio è un Dio ordeiro. Dio non è un Dio di confusione. Dio è un Dio ordeiro. E Arone e i suoi figli hanno fatto cosa? Ubbidito. A volte noi facciamo tante domande e siamo a chiedere: ma perché? Perché devi fare così? Perché questo deve essere di bronzo? Perché questo deve essere così? Perché questo vestito deve essere così? Perché questo deve essere così? E noi non ubbidiamo. Perché dove entra il dubbio, manca la fede. Che Dio vi benedica. Vi auguro una buona giornata con Gesù. Che la grazia del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo, il grande amore di Dio nostro eterno Padre, la comunione e consolazione dello Spirito Santo siano con noi, oggi per sempre. Amen. Un abbraccio, buona giornata. Lasciate il vostro mi piace. Se non sei ancora iscritto, ti iscrivi, aiutaci e condivide. Dio vi benedica. Se vorrà il Signore, stasera c'è la preghiera delle donne di fede con la missionaria Priscilla. Alle 4:30 lì in chiesa sarà la preghiera, alle 5 la trasmissione. Un abbraccio a tutti e un buon weekend. Ci vediamo con la preghiera del mattino prossimo, questo lunedì. Un abbraccio. Alleluia! Erga as tuas vozes comigo, vamos cantar todos juntos. Aleluia ao nosso Deus, vamos.
Poderoso é o Senhor nosso Deus. Aleluia. Aleluia. Poderoso é o Senhor nosso Deus.